Salve a tutti carissimi. Oggi volevo parlarvi di quanto rivelato sui nostri tempi da Padre Amorth, dalla Madonna di Medjugorje e da una profetessa forse poco nota e più nota come la monaca di Dresda. Ha detto Padre Amorth nel libro L'ultimo esorcista: io dico, la misericordia di Dio può tutto. Non è mai troppo tardi per pentirsi, per tornare a Dio. Di certo c'è un fatto: questo è il tempo della furia di Satana sul mondo, una furia che colpisce in modo potente soprattutto i cristiani. Tutti coloro che non vivono secondo le leggi di Dio, mai come in questo tempo, hanno la possibilità di fare penitenza, di ravvedersi, di non peccare più. Il mondo è in mano al potere del demonio. Con Satana ci sono tanti suoi profeti, tante persone che la Bibbia chiama falsi profeti, falsi perché portano alla menzogna e non alla verità. Queste persone esistono fuori ma anche dentro la comunità cristiana. Si riconoscono subito, dicono di parlare nel nome della cristianità e invece parlano nel nome del mondo. Chiedono ai cristiani consacrati di vestire i panni del mondo e così facendo confondono i fedeli e portano la cristianità in acque non sue. Sono le acque del maligno, le acque che la Bibbia descrive in modo mirabile nel suo ultimo testo, l'Apocalisse. La rabbia di Satana esiste da quando esiste il mondo, ma da quando Dio ha mandato nel mondo suo figlio, Gesù, questa rabbia è divenuta più forte. Da quando c'è Gesù, lo scontro tra i due eserciti è aperto, frontale. Satana aizza il popolo contro Cristo e riesce a convincerlo che è necessario ucciderlo. La morte di Gesù è la vittoria di Satana, una vittoria apparente perché in realtà con la risurrezione è Cristo che trionfa, ma il suo trionfo non cancella il male, non cancella la presenza del drago, della bestia, di Satana. Questi c'è ancora, ma da quando è venuto Cristo, l'uomo ha la certezza che se si affida a Lui può farcela, pur nella difficoltà della vita, può sconfiggere la morte. Oggi, 2000 anni dopo la venuta di Cristo, la lotta è più aspra. Siamo ad uno scontro finale. Da una parte l'esercito di Satana, dall'altra l'esercito di Dio con tutti i suoi santi e i suoi martiri, gente che fonde il proprio sangue a beneficio di coloro che rimangono a lottare. Ogni goccia di sangue dei martiri è usata da Dio nell'infinita battaglia contro il demonio. La Madonna di Medjugorje, nel suo messaggio del 14 aprile del 1982, ci ha detto: Dio ha permesso a Satana di mettere la Chiesa e l'intera umanità alla prova per un secolo, ma non riuscirà mai a distruggerla. Questo secolo in cui vivete è sotto il potere di Satana, ma quando saranno realizzati i segreti che vi ho affidato, il suo potere sarà infranto. Già ora comincia a perdere il suo potere, perciò è diventato più aggressivo, distrugge i matrimoni, solleva discordie anche tra le anime consacrate, causa ossessioni, provoca omicidi. Proteggetevi dunque con la preghiera e col digiuno, soprattutto con la preghiera comunitaria. Portate addosso oggetti benedetti
e poneteli anche nelle vostre case e riprendete l'uso dell'acqua benedetta. I 100 anni concessi a Satana per tentare il mondo sono scaduti nel 2020. Siamo dunque entrati nell'era dello scontro finale tra le forze infernali e le armate celesti. Per quanto riguarda le profezie sui nostri tempi e sugli ultimi tempi, da parte della monaca di Dresda, di questa monaca si sa per certo che visse tra il 1680 e il 1706 in un convento sulle rive dell'Elba e sappiamo che era semi-analfabeta. Quando entrava in una dimensione mistica, tuttavia, parlava correttamente il greco e il latino. Uno dei messaggi più significativi di questa veggente riguarda le 3 piaghe della purificazione, da riferirsi alla fine dell'età del figlio. Scrive la monaca di Dresda: in quel tempo si renderà necessaria una pulizia generale, perché l'uomo avrà fatto scempio di ogni cosa e la pulizia richiederà sofferenza e dolori per tutta l'umanità, perché 3 piaghe verranno a mondare la fine di questo tempo. Ci sarà una pestilenza mortale che cadrà come una pioggia e colpirà soprattutto i corrotti. E poi ci sarà il fuoco, ma nessuno vedrà le fiamme e nessuno vedrà il fumo, e tutto sarà trasformato in cenere, e quella cenere conterrà la morte. E poi ci sarà la grande siccità e la grande fame, e sulla terra si apriranno ferite profonde e non crescerà più il grano, ma cresceranno solamente erbe avvelenate. E tutto questo avverrà in un tempo in cui l'uomo avrà sperperato il grano e avrà sperperato l'acqua. La veggente predice poi gli ultimi pontefici che precedono la nuova età delle catacombe. Per ogni pontefice c'è un simbolo. Giovanni XXIII è simboleggiato dal cavallo rosso, segno del precursore. Papa Paolo VI dal cavallo nero, segno di Beniamino. Giovanni Paolo I dal cavallo bianco, segno di pietà. Giovanni Paolo II dall'angelo mastro di Giosafat con il segno dei 12. Il successore con l'angelo della pietà, con il segno del martirio. Vi è un parallelo con le profezie di Malachia e altre. Infatti, secondo le profezie, vi saranno ancora 2 pontefici prima della fine dei tempi. Altre profezie della monaca di Dresda sono ancora più significative. Ella ebbe la visione della conversione della Russia. Ella vide infatti bruciare e risorgere la croce di Cristo sulla grande piazza della Santa Russia. Altri messaggi dicono che il successore di Pietro andrà a benedire il cuore della grande Russia. Sulla terra della Santa Russia il Salvatore verrà crocifisso e risorgerà sfolgorante di gloria, e la sua luce sarà la risurrezione di tutto il mondo. Prima di arrivare alla risurrezione del mondo, però, sarà necessario superare le giornate dell'Arcangelo Michele che purificheranno i venti.
Saranno queste le giornate del dolore, perché il passaggio da un vecchio regime a una nuova fiamma di vita non sarà indolore. Quando le giornate dell'Arcangelo Michele saranno trascorse, da tutta la Russia si innalzerà al cielo un suono festoso di campane. Arriverà un giorno in cui l'acqua avrà l'odore della carne morta e in cui tutta la terra diventerà un enorme letamaio. Verso la fine tutto sarà un veleno, perché sarà l'uomo che avrà decretato di uccidere l'uomo a provocare la presenza di veleno in ogni angolo della terra. Il ventre marcio della terra farà più morti della guerra, ma ben pochi combatteranno per la pace. E poi tutto sarà marcio, e poi tutto sarà morte. All'alba dell'età dello spirito, il ventre enorme della terra verrà riempito di zolfo e poi verrà purificato. Sulla terra verrà edificata un'enorme quantità di torri di Babele. Tutti parleranno, ma nessuno riuscirà ad intendere ciò che dicono gli altri, e le macchine aumenteranno la confusione, perché giungerà il tempo in cui la voce dell'uomo non conterà più, ma sarà la macchina a parlare, e nessuno capirà quella parola. Sulla terra dominerà una gerarchia satanica guidata da un demone che parlerà la lingua di Attila, ma che indosserà le vesti di Cesare. E sarà costui che guiderà il mondo intero negli ultimi tempi. La monaca di Dresda ha profetizzato anche l'avvento della terza guerra mondiale ed un periodo in cui le nazioni cercheranno di invadersi a vicenda e un po' ovunque in esse ci sarà il ritorno della monarchia e il trionfo dell'ideologia comunista. Molte capitali saranno distrutte da terribili terremoti e molti mari si trasformeranno in laghi per effetto di sconvolgimenti tellurici. Sarà allora che si insidierà nel mondo la corte di Satana, composta da 6 lucidi fuggi, cioè dignitari infernali, così chiamati perché fuggono la luce. Tale corte satanica dominerà da trionfatrice sulla terra per 6.666 giorni. Quindi, secondo la monaca di Dresda, i famosi 3 giorni di buio non dureranno solo 3 giorni, ma 18 anni ed 8 mesi. Quello sarà il tempo della grande pestilenza, di una foresta di iniquità, ma poi tutta la corte satanica, infernale, verrà gettata nel fuoco e gli ultimi demoni ridotti in cenere avvelenata.